Credo che le classifiche apparse avantieri su Sole 24 Ore, dove l'indice di gradimento del sindaco Floris è apparso al 97° posto, ben sotto il 50%, sia un elemento, come dire, che la dice lunga. Io non sono di quelli che attribuisce significati in genere particolarmente rilevanti, però qui stiamo parlando di verifiche annue che vengono fatte, sempre con gli stessi criteri e sempre, diciamo così, sulle città capoluogo. Percepiamo il fatto che si sta andando a una nuova fase della politica, una nuova fase determinata da fattori esterni. Pensiamo a cosa vorrà dire la riduzione rilevantissima di risorse, il federalismo municipale, ma questo è solo un aspetto. È tutto l'assetto che verrà ridefinito ed è del tutto evidente che una situazione come quella che veniva descritta richiede un ripensamento generale per quanto riguarda la città. Noi cosa abbiamo fatto e come abbiamo interpretato il nostro ruolo di opposizione? Devo dire che noi abbiamo avuto grandi difficoltà. Abbiamo avuto grandi difficoltà perché, io la dico con una battuta, ma credo che non sia solo una battuta. Laddove non c'è un governo è molto difficile che ci sia un governo efficace e che ci sia un'opposizione efficace. Perché la verità è che il rinvio sistematico di qualunque decisione ha obbligato noi a, come dire, a rincorrere spesso il nulla. Il campus, pensate allo stadio, pensate al piano di zona su Stangioni, cioè tutta una serie di cose sistematicamente rinviate, il piano particolareggiato del centro storico. Su nessuna di queste questioni è stata presa alcuna decisione. Noi, nonostante tutto, su queste questioni abbiamo cercato di esprimere posizioni in modo sistematico. In qualche modo abbiamo cercato di tracciare una, come dire, coordinate di attività che andavano appunto dall'importanza della gestione trasparente della macchina amministrativa, che è una cosa di rilevanza enorme. Abbiamo cercato di essere incisivi per quanto riguarda le diverse opere pubbliche che sono state realizzate. Pensate alla questione delle energie rinnovabili, voi pensate che abbiamo realizzato, il Comune ha realizzato negli anni scorsi opere rilevantissime, dal Parco della Musica alla piscina di Terramaini, eccetera, senza pensare a un pannello fotovoltaico. Credo che sia uno dei patrimoni peggio gestiti d'Italia, nonostante il Comune di Cagliari abbia uno dei patrimoni più significativi d'Italia pro capite. Quindi abbiamo cercato su questi aspetti, abbiamo cercato per quanto riguarda la gestione dell'immobile, è stato proposto addirittura un regolamento da parte nostra, sul campus universitario ci siamo battuti con grande impegno e purtroppo, ahimè, nonostante si fosse riusciti a far firmare un accordo di programma, poi quell'accordo di programma saltò completamente, poi ci dice il sindaco che è saltato perché c'era la volumetria eccessiva, non si capisce perché l'aveva firmata. Iniziative per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, anche qui con grano salis, non tutto sempre, ma stabilizzazione dei precari con certe caratteristiche in base alle esigenze, ma nello stesso tempo concorsi, poi ahimè i concorsi abbiamo visto come sono stati gestiti. Servitù militari, che è una delle grandissime opzioni per ridisegnare il volto della città. Pensiamo cosa ha rappresentato in altre città, il Lingotto a Torino o cose di questo tipo. Bene, qui è stato totalmente sprecato finora. Ecco, queste sono le cose, diciamo così, il bilancio che noi ci sentiamo di fare. L'asse fondamentale, credo, su cui noi ci siamo cimentati è questo, non fermarci alla bellezza della città, che è bella di suo e che noi dobbiamo contribuire ad abbellire ulteriormente, ma capire che cosa sta succedendo nel sprofondo della città, nei suoi fenomeni sociali, nei suoi fenomeni economici, nei suoi fenomeni anche di costume. Insomma, queste sono le cose che noi volevamo dire. Ci è sembrato molto importante in questa occasione la presenza del candidato sindaco del Partito Democratico, sia perché noi non riteniamo conclusa questa consigliatura e ci auguriamo che non la consideri conclusa il sindaco. Ci sono scelte importanti che devono essere assunte. Adesso io non so se verrà fatto il bilancio, ho la paura, la preoccupazione che nonostante il rinvio del milleproroghe anche questo bilancio si andrà a discuterlo, se si discuterà all'ultimo minuto e anche questa volta non ci sarà molto, diciamo, per le politiche
di sviluppo della città, e però la presenza del candidato sindaco del PD vuol dare proprio il segno da un lato di una profonda unità del Partito Democratico, con appunto la candidatura che tutti insieme abbiamo scelto, la volontà di lavorare insieme e insieme costruire quello che poi è, insieme al partito ovviamente, il progetto per Cagliari.